Appassionati di motori, la puntata di Tutto Motori è dedicata allo speciale del Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ, presente alla regolarità di Natale, gara automobilistica per auto moderne e storiche. Non solo promozione del motorismo storico con l'organizzazione di manifestazioni motoristiche di elevato valore culturale, con la pubblicazione di libri e con una serie di trasmissioni televisive con le interviste ai grandi protagonisti del passato, ma anche adesione in maniera cospicua ad eventi organizzati da altre associazioni. Per il Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ, uno dei principali punti di riferimento nel motorismo storico nazionale e club federato ASI, Automoto Club Storico Italiano, il 2015 si è chiuso con la partecipazione alla prima regolarità di Natale. Siamo anzi sul fronte di combattimento, come si suol dire, perché quando si avvia e si inizia una manifestazione sportiva automobilistica come questa chiamata gara di regolarità, bisogna essere un pochino pronti a combattere, ovviamente col cronometro, con un percorso particolare, e quindi stasera ecco le verifiche cosiddette tecniche sportive che sono il preludio della gara che poi si svolgerà domani. Bene, io ho parlato di combattimento, in realtà non è assolutamente il termine da utilizzare. Noi poi del Circolo Sardo Automoto d'Epoca vorrei rimarcare che siamo presenti come club a questa manifestazione con ben 9 equipaggi qualificati e ritengo anche qualificanti, con vetture storiche di tutto rispetto e che domani avremo modo di far ammirare lungo il percorso. Tornando alla manifestazione, ecco, noi del club del Circolo Sardo non siamo dei combattenti, certamente non andiamo domani con la spada fra i denti per attraversare i controlli orari al centesimo di secondo, certamente no, e tantomeno la bramosia del dover vincere, assolutamente no. Portiamo un po' di cultura del motorismo del passato, portiamo un po' di immagini attraverso le auto di ciò che è stato il motorismo del passato, e questo è il nostro fine, ovviamente in comunione di intenti con l'ASI, la nostra federazione, Automoto Club Storico Italiano, e perseguiamo questi fini che ci riportano indietro. Io poi personalmente ho portato e porterò in gara una Lancia Flavia Coupé del 1965 che partecipò nel 64, nel 65 e in qualche altra edizione al Rally della Sardegna, condotta dal pilota Tonino Casula, fratello del probabilmente più noto Mario Casula. Parliamo del Rally della Sardegna che, guardate, amici ascoltatori, partiva qui a 2 passi da dove sono io, qui in via Roma. Ricordo le prime edizioni 57, 58, 59, una bella sfilata di autovetture e una Cagliari gremita di folla che osservava queste auto che partivano per l'avventura del rally, 900 e passa chilometri da compiere in 24 ore. Noi domani ne compiremo molto meno di chilometri, poco più di 100, però il pensare che si è in gara, che si è al volante di un veicolo, che si è competitivi, che si vuole comunque dare un impulso alle manifestazioni automobilistiche che purtroppo a Cagliari mancano da troppi anni, da tanti anni, e quindi ben vengano queste iniziative che fa sì che anche i giovani possano riscoprire l'automobilismo sportivo. Io credo di aver almeno stasera
Le ho già fatte le verifiche tecniche, quindi sono tranquillo, ringrazio ovviamente tutto motori, ma credo di aver detto quello che potevo dire stasera, è la ragione per cui mi preparo per domani, dove inizieremo questa avventura, o piccolo o grande che sia, che ci porterà tra l'altro, ma non voglio stare qui a parlare perché sennò è finita, ma comunque domani ci vedrà impegnato in un percorso meraviglioso, carico di storia automobilistica, che è la salita di Campuomo. Ecco, una cosa la voglio dire e poi concludo: domani sulla Campuomo ripercorreremo quel famoso percorso che iniziò tutto nel 1950 con la Corongiu Campuomo, e poi nelle altre edizioni della Corongiu Campuomo, l'ho detto, San Gregorio Burcei, eccetera eccetera, e mi piace ricordare l'edizione del 57 che fu vinta da un simpaticissimo pilota cagliaritano che si chiamava Gino Ligas. Ecco, la mia partecipazione oggi, se me lo si consente, è dedicata al ricordo del pilota Gino Ligas, un cagliaritano doc, e chissà che lui dall'alto dei cieli mi sta ascoltando e penserà: ma magari, ecco, ancora qualcuno si ricorda di me. Per gli oltre 60 equipaggi, partenza e arrivo a Cagliari in Viale Regina Margherita, angolo via Roma. Ci presenta gli equipaggi del circolo SCQ il presidente Nello Alfano. Mi preme dare lettura e indicare quali sono gli equipaggi del Circolo Sardo Automoto d'Epoca. Sono ben 9, mi pare di averlo già detto, che è la scuderia che ha portato più equipaggi, quindi come gruppo siamo orgogliosi di essere presenti. Ovviamente il sottoscritto Alfano Bonanno con la Lancia Flavia Coupé del 65, un simpaticissimo equipaggio Guttuso Marongiu con l'Alfa Romeo GT Junior, Soju conduce una Fiat 124 Europa, attenzione però perché la conduttrice è femminile, Tatiana Soju, e poi un vecchio del mestiere, Zudas Mallus con la Fiat 850 Coupé, è una bellissima vettura che come si dice viene da Domus Novas, e da Domus Novas con furore, perché l'equipaggio Pintus Ucheddu porterà in gara una splendida Lancia Fulvia Zagato, e poi ancora Virzicco Goni con una grintosa Porsche Carrera, per finire con Puddu Kossu, anche lui da Dolianova con furore, con una Fiat 850 Sport. Questi sono gli eroi, i condottieri dell'SCQ che daranno battaglia sul percorso nella regolarità di Natale. Un percorso, come ho già detto ieri, ricco di storia, ricco di fascino, e con sempre la sottolineatura che noi delle auto d'epoca certamente non andiamo con il cronometro sotto i denti, o comunque il nostro fine non è quello di spaccare il centesimo di secondo, ma di fare bella figura con l'immagine delle auto d'epoca. Ieri ho ricordato sul percorso delle prime Corongiu Campuomo che facevano la salita verso Campuomo, ho ricordato un ex pilota cagliaritano che si chiamava Gino Ligas, molto simpatico, un cagliaritano veramente doc. Oggi mi piace menzionare e ricordare un altro grande pilota cagliaritano degli anni 50 che morì poi tragicamente nel Giro di Sicilia esattamente nel 56, l'idolo delle folle cagliaritane di quel periodo, e si chiamava Gigi Olivari. È giusto che io menzioni questi vecchi piloti del passato, perché è giusto non dimenticarli, e anche perché comunque nel loro periodo avevano un grande seguito di tifosi
automobilistici. E che dire poi a questo punto se non quello di fare i complimenti ovviamente all'organizzazione e riscoprire dopo tanti anni a Cagliari, capoluogo della regione, il fascino dell'automobilismo sportivo, anche se in questo caso di regolarità, ma sempre affascinante è, e adesso siamo in attesa della partenza con tutte le operazioni pre-partenza, ragion per cui oggi sarà una giornata molto simpatica da trascorrere, soprattutto, ripeto, per quel che mi riguarda o ci riguarda come Circolo Sardo, in un clima di convivialità, in un clima di goliardia e con il desiderio che al rientro questo pomeriggio intorno alle 16 tutto si sia svolto nella maniera migliore, con appunto l'auspicio di rientrare a Cagliari non vincitori ovviamente, ma comunque soddisfatti di aver trascorso una bella giornata tutti insieme. Passaggi e controlli a timbro a Serdiane, località Santa Maria di Sibiola, Dolianova e Sinna, e controlli orari al Diverland nella strada statale 125 e a Burcei. Le prove di abilità a Burcei.
rispondo con un sorriso perché siamo qui per divertirci, anche se devo poi dire che qualcosa poteva andare meglio a livello di organizzazione, tipo il cronometraggio, eccetera, eccetera. Però non pensiamoci perché, ripeto, siamo qui per divertirci. Poi io e la mia navigatrice, Bonanno, siamo una coppia imbattibile, certamente non per capacità cronometrica, ma sicuramente per simpatia. Certo, e questo è già un successo. Comunque la giornata sotto aspetti climatici ci ha aiutato e ci consola. Adesso, dopo il riordino, cosiddetto il riordinamento, eccoci scendere, decollare e scendere verso prima Quartu e poi Cagliari, via l'Europa e poi al traguardo di arrivo finale in via Roma, dove si concluderà questa nostra avventura motoristica. E come dico sempre, ho sempre detto in queste competizioni, quando si arriva, la classifica è relativa, già arrivare al traguardo di arrivo è già avere vinto, e su questo principio che coltivo da tanti anni mi regolo anche ora. Comunque tutto bene. Qualche capriccetto dei cronometristi, l'ho detto, che sbagliano a mettere gli orari sulla tabella di marcia, ma mi auguro che verrà risolto e proseguiamo in questa giornata, come ho detto, motoristica e che comunque fa bene allo spirito. Nel pomeriggio, dopo le ultime 2 prove di abilità a Cagliari, nel Viale Europa, arrivo nel Viale Regina Margherita e premiazione al municipio di Cagliari. La parola al presidente del Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ nell'Alfano e a un equipaggio partecipante, quello formato da Francesco Pirisi e Salvatore Silanos. Sono le 18:14, siamo nella sala consigliare del Comune di Cagliari in attesa delle premiazioni di questa regolarità di Natale che, come ho detto, penso e come dico spesso, è già stato da definire un successo, perché quando io personalmente arrivo al traguardo per me è come già una vittoria, quindi per me sta tutto bene. La giornata è stata caratterizzata da un'atmosfera e da un clima molto goliardico, tra i piloti concorrenti in gara c'è stato un ottimo rapporto competitivo, chiamiamolo così, Burcei e poi giù nella discesa di Campuomo, come ho già detto, storico teatro di tante competizioni importanti del passato. Ci siamo rifatti la vista, ci siamo rifatti i cronometri, così per dire, e per fortuna siamo arrivati sani e salvi al traguardo. Non è stata facile, attenzione, è stata complessa, e tutti gli equipaggi del Circolo Sardo Automoto d'Epoca, erano 9, ben 9, hanno tagliato tutti anche loro, perché arrivati tutti vittoriosi il traguardo.
Per completare però una mia intervista, ci terrei che in questo caso venisse data la parola a un equipaggio che io definisco importante perché è formato da due reali, da due veramente capaci organizzatori che in passato hanno fatto tante cose egregie, sia sotto il profilo del roadbook, del radar, del servizio di cronometraggio. Mi riferisco all'equipaggio Pirisi Silanos, e per chiamarlo per nome e cognome, Checco Pirisi e Salvatore Silanos. Adesso gli passiamo la parola. Ma sì, una bella manifestazione, simpatica, è stata per me personalmente l'occasione per rivedere degli amici che non vedevo da tempo, degli appassionati, per rientrare un po' nell'ambiente dal quale mi sono un po' allontanato negli ultimi anni per così dire, problemi familiari, personali, salute, eccetera, eccetera. Però siamo riusciti all'ultimo momento a tirare fuori una macchina e a creare un equipaggio che in realtà non aveva mai fatto niente assieme, ci siamo sempre bisticciati in vesti diversi. Oggi abbiamo bisticciato tra pilota e navigatore, ma siamo felici di quanto abbiamo fatto. Ringraziamo il Presidente, ringraziamo voi e ringraziamo gli organizzatori per questa bella giornata. Salvatore Silanus, allora questa giornata insieme al vostro amico Francesco Pirisi è stata positiva. Sì, senza dubbio una giornata divertentissima, positiva, e ha dato modo di scalfire ancora di più la nostra grandissima amicizia, perché forse non lo sapete, ma Checco è stato anche mio compagno nel momento delle nozze, perché è stato anche mio testimone di nozze, quindi non siamo riusciti a sfasciare questa amicizia che dura ormai da decenni. Sentiamo il presidente dell'Associazione ACI Cagliari per lo Sport, Gianni Saddi. Sì, secondo me è molto positiva, è da molto che non si faceva una regolarità a Cagliari, quindi è di buon auspicio per la fine, cioè la fine dell'anno, per l'anno successivo. Noi abbiamo già iscritto a calendario alcune gare nel 2016. Quali sono? Sono Selargius e Iglesia Sant'Angelo. Purtroppo San Gregorio non abbiamo potuto iscriverla perché non ci sono i finanziamenti per poterla fare. Detto questo, questa è stato un successone perché c'erano veramente tante macchine. Non ce l'aspettavamo neanche noi organizzatori di avere tutto questo successo. Il fatto che c'erano Ferrari, Porsche, le concessionarie, ha attirato tanta gente, poi specialmente fatta in una location di Cagliari, via Roma, è stata veramente una bella cosa. Per la cronaca, la prima regolarità di Natale è stata vinta da Luca Vinci e Patrizia Azzori su Mercedes classe B. In occasione della premiazione, il Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ ha omaggiato il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, del libro da loro realizzato, I Rally della Sardegna 1957-1968. A un appassionato come me, tra l'altro presidente del Circolo Sardo Automoto d'Epoca, non può altro che riempirmi il cuore di gioia. E proprio per contraccambiare le sue parole mi permetto di donarle il mio libro sul rally della Sardegna, dove troverà tante fotografie e tante storie di piloti, vecchie corse, automobili che avvaloreranno ancora di più le parole che lei ha espresso. Grazie. Certo. Grazie. Sentiamo il primo cittadino, Massimo Zedda. Certo, il sindaco, come dire, lavora tutti i giorni della settimana
e la domenica però partecipa alle iniziative promosse dai cittadini. Ovviamente stamattina ero alla Galleria Comunale d'Arte per l'apertura dei grottoni che sono diventati uno spazio museale, poi ho fatto una passeggiata in centro per vedere i lavori, alcuni lavori che sono in corso in città, poi mi sono spostato per venire qua in comune per la premiazione dopo la gara delle auto d'epoca che si è svolta oggi. Adesso mi sposterò in una palestra per l'inaugurazione di questa palestra, dove delle bambine e bambini stanno facendo un saggio di danza, e quindi è un piacere ovviamente partecipare alle iniziative promosse dalle associazioni, dai cittadini della nostra Sardegna, perché poi a Cagliari non è che vengano organizzate solo iniziative a carattere cittadino, ma anche iniziative a livello nazionale, internazionale o a carattere regionale, e quindi è un vero piacere, soprattutto poi per la passione per le 2 e le 4 ruote che ho, e quindi quando posso vado sempre a curiosare, a guardare tra i veicoli parcheggiati, a chiedere ai proprietari il tipo di restauro, come sono intervenuti, dove hanno trovato i pezzi, da dove proviene l'auto, se è una macchina di famiglia oppure una macchina comprata da un'altra persona. Insomma, è una passione che ho fin da ragazzino, quella delle auto, delle moto d'epoca. Possiedo anch'io 2 mezzi d'epoca, anzi 3, perché uno lo uso per pezzi, a dire la verità, però insomma, quindi mi fa sempre piacere. Va anche detto che abbiamo un patrimonio inestimabile di auto e di moto conservate grazie a tantissimi appassionati che hanno speso tanto del loro tempo e delle loro risorse per avere queste bellezze in queste condizioni perfette, integre, che poi mostrano a tutti i cittadini in occasione di eventi come questo. Lo speciale dedicato al Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ termina qui. Le repliche sono in programma sabato alle 23:30, domenica alle 21:30 e martedì alle 23:30. Grazie per essere stati con noi.